Bene, buongiorno a tutte e tutti, bentrovati questo pomeriggio conclusivo di questa edizione 2023 di Libri in Cantina, Book Week. Io sono Antonio Maconi, uno degli organizzatori e sono anche curatore e direttore di due festival scientifici italiani, uno è Trieste Next e l'altro che si svolge a Trieste, come dice il titolo, e l'altro invece è il Galileo Festival della Scienza e Innovazione di Padova, motivo per cui ho deciso di cogliere l'occasione per dialogare con il nostro ospite di oggi pomeriggio, che è Piero Martin, professore all'Università di Padova di fisica sperimentale. Vi chiedo intanto un applauso per dare il... Non diamo tanto il benvenuto quanto il bentornato qui a Susegana, perché appunto il professor Martin è stato uno degli ospiti già della scorsa edizione e non può mancare in una manifestazione letteraria di parlare anche di divulgazione scientifica. Quindi grazie per aver accettato il nostro invito e bentornato. Grazie Antonio, è sempre un piacere, grazie a tutte e a tutti voi. È una cosa bella. Tra l'altro, guarda, in treno ho incontrato due amici che non vedevo, credo, da almeno 30 anni, casualmente, e adesso qui in sala c'è un mio collega, insomma, quindi c'è un'atmosfera familiare, Benissimo. che è una cosa anche bella da questo punto di vista. Perfetto. Se ci vedete sventolare, al di là del caldo, ma anche perché ci sono delle fastidiose mosche qua sul palco, quindi anche lì perché sono stato seduto, quindi non è per mancanza di rispetto. Allora, il libro che presentiamo oggi si intitola Le 7 misure del mondo, è pubblicato dalla Terza e è un libro che è stato nell'ambito della divulgazione scientifica un successo editoriale, è stato finalista tra i 5 finalisti del premio Galileo per il premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica e non ricordo a quante traduzioni siamo arrivati, so di sicuro inglese e cinese. Sì, poi abbiamo giapponese, tedesco, francese, spagnolo, coreano e turco. E spero di non essermi dimenticato Perfetto, nulla. quindi insomma è un libro che sta avendo una fortuna editoriale a livello mondiale. Del resto, parlando di misure, è una cosa che tutti facciamo, no? Quindi io ti chiederei proprio come prima domanda, quando è che l'uomo ha iniziato a misurare e perché ha sentito questa necessità di misurare il mondo? Per dialogare proprio, secondo me è diciamo, è il termine adatto, no? Per avere una vita sociale. Ecco, noi siamo esseri sociali come umani, no? Difficilmente, a parte rare occasioni, viviamo da soli, no? E cerchiamo di interagire tra noi e anche di interagire col mondo che ci circonda, perché lo vogliamo scoprire, lo vogliamo dominare, lo vogliamo utilizzare, lo vogliamo vivere, insomma, no? Ci sono tante azioni che noi facciamo. Ebbene, misurare è stato uno dei primi atti, insieme alla parola, diciamo, è stata una sorta di interazione col mondo, una parola col mondo, fatta col mondo. Infatti queste 7 unità di misura, attraverso le quali noi misuriamo davvero tutto il mondo e tutti i fenomeni naturali, in realtà a me piace vederle come un alfabeto. No, è un alfabeto della conoscenza, tanto quanto il nostro alfabeto, no, di 21 lettere che ci permette di comporre parole e quindi di comporre pensieri, frasi. No? Alla stessa maniera le 7 unità di misura ci permettono di interagire con la natura e tra noi stessi. Quindi direi che la misura è tanto vecchia quanto il mondo e l'obiettivo del libro è stato proprio quello anche di come dire, riprendere questo punto e di renderlo noto, insomma, anche di fare divulgazione vuol dire anche un po' questo, insomma. No? Assolutamente, allora citiamo queste 7 misure che sono state evocate: il metro, il secondo, il chilogrammo, il Kelvin, l'ampere, la mole e la candela. Poi, insomma, se abbiamo tempo ci addentreremo in ciascuna di esse. La cosa più straordinaria è che noi, insomma, siamo tutti abituati ai sistemi di misura con cui viviamo,
abbiamo tutti difficoltà quando andiamo nei paesi anglosassoni perché improvvisamente le distanze non sono più in chilometri ma sono in miglia, non pesiamo più 70 kg ma pesiamo un numero indecifrato. Io ho vissuto per anni in paesi anglosassoni e l'unica cosa che non sono mai riuscito a imparare era quanto pesavo, perché non riesco a fare le divisioni. Le temperature non sono più in gradi Celsius. C'è stato un momento della storia dell'umanità in cui le misure erano diverse di paese in paese, giusto? Sì, 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 assolutamente. Erano, direi quasi di frazione in frazione, no? C'è un libro interessante, non lo definirei bello perché è un pelino noioso, ma insomma è interessante e lo potete trovare in internet ed è si chiama Tabelle di conversione, mi pare sia il titolo, ma insomma delle antiche misure italiane. Se voi andate a cercare antiche misure, lo trovate proprio su Wikipedia e aggiungeteci il comune in cui vivete e scoprirete le cose interessanti perché allora l'antefatto è che l'attuale sistema metrico, quello che conosciamo, fatto di metro al secondo, è una conquista tutto sommato estremamente recente, no? È diciamo un'architettura del pensiero che noi abbiamo messo in atto legalmente in questo paese nel 1860. È stata una delle primissime leggi del Regno d'Italia, no? Quando ancora il Parlamento era a Torino, quello di promulgare il sistema metrico decimale che trae le sue mosse in età moderna dalla Rivoluzione francese. Quindi è una cosa tutto sommato abbastanza recente. E fino all'epoca la misura era qualcosa di molto locale, possiamo dire, rubando un termine alla politica, che c'era il sovranismo metrico, no? Misure sono mie, me le gestisco io, l'autarchia metrica, ma che arrivava fino a non alle nazioni, neanche alle regioni, ma ai paesi. Cioè è molto facile che Susegana avesse unità di misura diverse da Treviso o diverse da Spresiano. E questo perché veniva dalla tradizione, no? Perché, come dicevo, tutti hanno sempre sentito il bisogno di misurare, che poi è diventato fondamentale anche nell'epoca del commercio, con la rivoluzione industriale e quant'altro. Pensate anche solo per regolare il commercio, il lavoro, no? La durata del lavoro, il salario, gli scambi commerciali e così via. Però ognuno lo faceva a modo suo e questo dava adito a delle confusioni, se andava bene, o a delle truffe enormi, no? Perché pensate, se voi dovevate vendere delle stoffe, eravate un commerciante di Susegana, andavate al mercato appunto a Conegliano e si usavano unità di misura diverse, no? Si dice che prima della rivoluzione francese in Francia ci fossero 250.000 unità di misura diverse. Appunto, se voi andate a vedere antiche unità di misura di Susegana, vedrete tutte le unità che si usavano e che questa legge del 1860 ha ufficialmente abolito per far arrivare il sistema metrico decimale, che però ci ha messo decenni. Infatti c'è un aspetto estremamente interessante. Ci è voluto davvero tanto per scardinare questa mentalità, ma che poi era un modo di fare. Se chiedete a qualche persona che conoscete molto anziana, no? Ancora ricorderà probabilmente, a me è capitato in varie occasioni, le unità di misura locali, chiedere come si misuravano i campi, come si misuravano i liquidi, il vin, no? Queste cose qui. È facile che molti ancora ricordino, e siamo nel 2023, quindi figuratevi all'epoca. E quindi il Regno d'Italia all'epoca insistette molto in questa campagna di alfabetizzazione metrica e curiosamente, questa è una storia interessante che fa parte, proprio che io la racconto spesso perché dice proprio quanto questo tema delle misure sia connaturato con la società, con la vita, no? Il governo si fa aiutare dalle due realtà che sono più vicine alle classi popolari, cioè a chi davvero ogni giorno faceva uso delle misure, che erano le parrocchie e le società operaie di mutuo soccorso, cioè diciamo, gli antesignani dei sindacati. Io credo che chiunque, a prescindere dal suo credo religioso, sappia chi era Don Bosco, no? Perché insomma, i salesiani, cioè, fa parte, no, un po' della cultura italiana. Ebbene,
oltre a essere un religioso, fondatore dei Salesiani e via discorrendo, Don Bosco è stato una delle persone che più si è come dire, speso per la diffusione del sistema metrico decimale. Don Bosco scrive un libro che è un libricino per il popolo proprio dedicato alla divulgazione del sistema metrico decimale. E le sue motivazioni sono, lo trovate anche questo in internet, no? È molto interessante, un libro tardo 800 e parla lo vede come un'esigenza di giustizia. Infatti nelle sue motivazioni iniziali è giusto che soprattutto le classi più deboli, più disagiate, imparino questo, perché di nuovo a questo punto un altro elemento importante, le misure, così come un po' la scienza, sono democrazia, cioè sono paritarie, perché se a quel punto il metro di stoffa è per me e per il padrone l'ora di lavoro è la stessa per tutte e due, cioè la possibilità di imbrogliare è molta di meno, no? E quindi ci sono questi santi sociali, non mica è stato l'unico, è anche i santi sociali piemontesi, no? Cottolengo, Don Bosco e via discorrendo, che si sono proprio spesi per questo, oltre alla società operaia molto soccorso. Quindi insomma è stato un percorso lungo e che adesso siamo arrivati, insomma. Ti chiederei anche di raccontarci un aneddoto, nel senso che qui noi siamo in provincia di Treviso e mi hai raccontato che facendo qualche chilometro, appunto parlando di unità di misura, si arriva a Padova e c'è a Padova una cosa particolare, sì. No? Sì, a Padova a questo proposito c'è io faccio sempre confusione, come si chiama? Piazza delle Erbe o Piazza della Frutta? Cioè guardando Piazza Capitaniato, quella di destra, come si chiama? Quella di destra è Piazza della Frutta. Piazza della Frutta, grazie, ecco. C'è il Salone in mezzo, no? A destra c'è Piazza della Frutta. C'è un arco che congiunge le due piazze. Su quell'arco, dal lato di Piazza della Frutta, si chiama il Canton delle Bugie, il cantone, l'angolo delle bugie. Perché è interessante, sul muro c'è una lapide di marmo, bella grande, non può sfuggirvi, dove sono incise le unità di misura per il grano, per i mattoni, per i coppi, per i liquidi. Ed era il raffronto, siccome lì c'era come adesso, insomma, anche all'epoca c'era il mercato, quando tra due commercianti, tra venditore e acquirente, c'era una disputa, perché uno diceva mi stai imbrogliando, stai usando per vendermi il grano un recipiente più piccolo di quello standard, no? Perché se non c'era bilancia andava a stari, a cose, no? O mi stai vendendo mattoni più piccoli di quelli standard, si andava lì e si confrontava il mattone con lo stampo che c'era nel muro o la dimensione del recipiente, e quindi eventuali bugie venivano smascherate, no? Ed è appunto interessante, di nuovo si riconduce, cioè quello che poi alla fine, questo vi dice, qui questa cosa è del 1400 mi pare, no? Era un'esigenza già all'epoca l'Italia dei comuni sentita, quella dell'uguaglianza, di essere uguali di fronte alla misura, no? La rivoluzione francese semplicemente lo rende di tutti, no? Lo codifica e lancia questo discorso della cosa decimale. Ti devo anche dire però che a proposito di aneddoti, questo luogo particolare mi ispira una cosa che sento di dover fare, anche se poi mi tocca alzarmi e poi non posso andare col microfono e sono sicuro che fischia e quindi non lo farò e non mi alzo, però se magari qualcuno mi dà una mano adesso mi guardate storto, ma due volontari. No, ma è meglio di no, perché sennò soprattutto mi guardano storto anche le numerose persone che ringrazio che sono qui. Ma qui a proposito di misure, oggi siamo il 8 ottobre, no? Si commentava con Antonio venendo su che c'è un tempo da spiaggia, insomma, no? Io abito a Venezia, il mio vicino di casa ieri è andato a fare il bagno, insomma, no? Che oggettivamente è un po' strano. C'era, non mi ricordo più chi raccontava recentemente, no? Che tipicamente chi ha qualche anno in più se lo ricorda, si andava a scuola il 1° ottobre, no? Il primo tema era l'autunno, le foglie che cadono, no? Il cappotto, il berretto. Il berretto, esattamente, e adesso insomma è così. E allora questo luogo è una perfetta, che non credo Antonio abbia fatto apposta naturalmente, non sapeva che tempo ci sarebbe stato, ma è una perfetta
esemplificazione di come imparare a conoscere le misure, interpretare le misure sia fondamentale anche per il nostro futuro, no? Questo posto qui, se noi chiudessimo quelle tende lì, che era quello che volevo fare, è una serra perfetta, no? E in breve la temperatura qui dentro, l'unità di misura temperatura è una di quelle fondamentali, andrebbe a crescere. Ecco, l'attenzione a questa misura, no? Alla misura di temperatura, è credo uno degli elementi di attenzione alla natura, al creare. Sì. Facciamo così? Sì. Più importanti che possiamo fare per noi e soprattutto per chi ci verrà dopo di noi. Voi sapete che ormai purtroppo è un dato di fatto che la temperatura media dell'atmosfera stia crescendo in maniera come dire, indubitabile, no? Solo chi è cieco non potrebbe rendersene conto. E questo è dovuto al fatto che pian piano, continuando a bruciare combustibili fossili, stiamo chiudendo sempre più di queste tende, no? Cioè stiamo ispessendo questo effetto serra, che è fondamentale per la vita nel pianeta. Infatti qui immaginate che sia inverno, avere un luogo dove la luce del sole entra, ci scalda e mantiene il calore, il tepore, è una cosa positiva, ma se chiudiamo troppo naturalmente diventa fastidioso fino a diventare insopportabile. Ecco, noi stiamo facendo esattamente questo, no? Stiamo chiudendo sempre più finestre, sempre più tende, e quindi l'attenzione, anche qui è una questione di misura, saper leggere questi dati, e sulla base di essi saper fare anche delle azioni che sono azioni personali, ma anche comunitarie, insomma, no? Di attenzione alla vita comune, anche di controllo su quello che si sta facendo. Pensate che appunto, di nuovo, la persona che ho trovato in treno venendo qua lavora alla centrale di Fusina, che è la centrale che sta in riva, sulla laguna, insomma, a Mestre, a Fusina. Dall'inizio della guerra in Ucraina ha ripreso, era stata spenta, a produrre energia elettrica col carbone. Cioè noi stiamo bruciando enormi quantità di carbone, no? Cioè la misura, ecco, scusa, ti rubo ancora un atto secondo, perché adesso parliamo di quello. L'atto secondo è il nuovo, come dire, l'atto secondo è il nuovo must, ecco, ma la misura dell'energia e la misura dell'ambiente, cioè saper interpretare anche in maniera un po' metaforica, è fondamentale, no? E ci racconta un sacco di cose. Pensate che c'è una misura che è il nostro consumo di gas, no? Di combustibili fossili, che lo approfondivo un po' per curiosità, un po' perché ho conosciuto le persone che avevano avuto a che fare. Sapete che 2 settimane fa c'è stata queste vicende di fatto passate quasi sconosciute del Nagorno-Karabakh, no? Questa regione, tra Armenia e questa Azerbaigian, enclave armena nell'Azerbaigian, nella quale c'è un esodo biblico, no? 100.000 persone hanno dovuto lasciare il Nagorno-Karabakh per rifugiare in Armenia, letteralmente lasciando dietro di loro qualsiasi cosa, no? Cioè portandosi la vita in un baule di una macchina, una cosa impressionante. Ebbene, dietro quell'aspetto ci sono molteplici questioni, la prima di tutte è quella etnica naturalmente, no? Geopolitica, ma poi c'è anche una questione energetica. Pensate che l'Unione Europea l'anno scorso ha fatto un accordo con l'Azerbaigian per il raddoppio delle forniture di gas da qui al 2027, questo è stato fatto subito dopo la crisi ucraina, no? E uno dice, ok, dovevamo far fronte alla mancanza di gas russo, ma attenzione, qual è di nuovo la misura di queste cose? Perché poi uno mette insieme 2 numeri, l'Azerbaigian non ha oggi tutto questo gas, no? E qual è il rischio che c'è? Che lo compri, perché è connesso dalla Russia, ok, per rivenderlo poi all'Europa, e vuol dire aggirando qualsiasi tipo di sanzioni, oppure che lo acquisti dal Turkmenistan, che sta dall'altra parte del Mar Caspio, ma non essendoci un gasdotto che passa sotto il Mar Caspio, il gas viene girato attraverso l'Iran. Quindi di fatto le nostre caldaie potrebbero da qui a poco funzionare con gas russo, gas armeno, o gas iraniano, alla faccia di qualsiasi tipo di sanzione. Anche questi sono numeri,
e c'è una forte preoccupazione, di nuovo devo dire purtroppo nel dibattito pubblico italiano si è sentito pochissimo, ma se cercate un po' la stampa estera si trova, Sì. l'Unione Europea quanto può battere i piedi per il destino dei poveri profughi armeni quando ha interessi commerciali così giganteschi, no? Con l'Azerbaigian, che è quello che sta cacciando fuori gli armeni. Quindi, per dire, le misure vanno ben oltre, no? La misura della bilancia, la misura del prosciutto, la misura di temperatura, insomma, hanno a che fare proprio come dicevo, Hanno a che fare con la nostra comprensione Sì. del mondo, con la nostra consapevolezza nel mondo, nel senso proprio per crearci un'opinione come cittadini, oltre che per mediare, come ci hai raccontato, il dialogo è come se fosse una lingua, come impariamo l'inglese, come impariamo lo spagnolo, è fondamentale utilizzare le misure. Quindi ne hai citata una che è salita agli onori della cronaca negli ultimi 5 giorni, che è l'atto secondo. Siamo in periodo di Nobel e credo proprio 5 giorni fa abbiamo saputo appunto che il premio Nobel della fisica quest'anno è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krauss e Anne Lhuillier proprio per le loro ricerche sull'atto secondo. Sì. Allora, lui è un maestro di divulgazione scientifica, io ho provato a leggere una serie di articoli, non ho capito nulla, quindi ci spieghi che cos'è questo atto secondo e perché è così importante, tanto da meritare un premio Nobel. Sì, allora si parte dal secondo e voi sapete che le unità di misura, c'è quella fondamentale, ma poi tipicamente vengono spezzettate, suddivise in frazioni, perché per esempio se andate a comprare il pepe dal droghiere difficilmente lo comprate in chili, no? Lo comprate in grammi, e se dovete viceversa comprare la legna, vabbè, la legna magari si compra a bancali, ma comunque tipicamente si misura in quintali, quindi esistono i multipli e i sottomultipli che sono spesso identificati da un prefisso. Forse direi che il più famoso è il chilo, no? Che sta per 1000 chilogrammo, 1000 grammi, no? Il chilometro, 1000 metri. E ce ne sono anche per il tempo. Sappiamo che c'è il millisecondo, che è un millesimo di secondo, c'è il microsecondo, che si chiama, che è un milionesimo di secondo. Poi la nostra comprensione finora, tipicamente nel linguaggio comune, era il nanosecondo, no? Era forse la frazione minore a cui si poteva arrivare, che era un miliardesimo di secondo. Già pensare a un miliardesimo di secondo è, insomma, è un numero tanto piccolino, no? Che però è fondamentale, perché incidentalmente, se questi oggetti che tutti noi portiamo in tasca, no? Con dentro il loro GPS, non considerassero i nanosecondi, in particolare per il dialogo con i satelliti, il GPS non funzionerebbe mai, no? Le deviazioni che sono dell'ordine appunto di questo tipo di frazioni di secondo imposte dalla teoria della relatività generale di Einstein diciamo, alle misure di tempo, sono quelle che devono essere corrette e tenute in conto anche un banale telefonino da supermercato perché funzioni. Cioè, quindi sono cose che, anche se sono così piccole, hanno già applicazioni tecnologiche, no? Però sapete che la scienza non si ferma, perché in qualche maniera riflette da un lato anche la nostra sete di conoscenza, di nuovo questo dialogo con la natura, no? Che poi è il bello della vita anche, no? La scoperta, la conoscenza e così via, ma anche poi spinta dalla tecnologia, che insomma, in teoria dovrebbe essere qualcosa che ci fa vivere meglio. Allora, da questo punto di vista, cos'è l'atto secondo? Beh, intanto c'è qualche danese in sala? Qualcuno che conosce il danese? Una domanda un po' sarebbe un po' di nicchia, ecco, quindi diciamo che probabilisticamente sì, non era detto Sì. che ci fosse qualcuno. Comunque, atto secondo viene da atten, che in danese vuol dire 18. Quindi significa che un atto secondo è 10 alla meno 18
volte un secondo. Cosa vuol dire in poche parole? Prendete un secondo, lo dividete in un miliardo di parti e fate il nanosecondo. Prendete un nanosecondo, lo dividete a sua volta in un altro miliardo di parti e avete l'attosecondo, cioè 9 più 9, 18, diciamo 10 alla meno 18 secondi. Questo è un po' gergale, ma diciamo atto viene dal danese atten, che sta al secondo. Benissimo, voi direte, ma perché ci interessa sapere cosa succede, fare metrologia, come ha detto uno dei nuovi premi Nobel, all'atto secondo, cioè perché ci interessa guardare la natura a questi livelli temporali. Perché effettivamente se ci pensate bene, noi viviamo immersi nel tempo, no? E moltissime delle azioni che facciamo hanno a che fare con scale di tempi, con diciamo tempi caratteristici. Primo esempio, questa chiacchierata che stiamo facendo ha un tempo caratteristico di un'ora, no? Cioè più o meno tutti noi siamo preparati a star qui fra i 45 e i 60 minuti. Il che vuol dire che se dura 50 minuti succede niente, se dura un'ora e 5 non succede niente, se dura 10 ore o 10 minuti un po' di stupore lo avreste, no? A parte che 10 ore Antonio ci bastona, ma sì, ma comunque era solo per dire che ci sono dei tempi caratteristici. Bene, se adesso questi tempi, in questo caso abbiamo detto sono dell'ordine di decine di minuti, ma possono essere anche molto più bassi. Ad esempio, se siete una gara dei 100 metri, avete presente, no? Gli sprint, abbiamo anche il campione olimpico italiano, c'è il photo finish, si fa tipicamente quando i due arrivano appaiati, si fa una foto per vedere chi passa per primo il traguardo e questa fotografia deve essere, diciamo, la stima del tempo, in quel caso è il centesimo di secondo, i record mondiali di corsa si fanno al centesimo di secondo, quindi occorre una macchina fotografica che in poche parole non faccia una foto mossa al centesimo di secondo, no? Io credo che tutti voi abbiate, adesso con i telefonini è molto più difficile, ma una volta con le macchine fotografiche in condizioni di poca luce era facile fare le foto mosse, no? Cosa voleva dire sostanzialmente? Che l'obiettivo rimaneva aperto troppo rispetto all'azione che gli camminava davanti, quindi se c'era un soggetto in movimento si vedeva tutto sfocato. Lo stesso se vi mettete sul bordo di una strada la sera e fate una foto col telefonino, probabilmente vedete poi tutte le strisce dei fanali delle macchine, perché il telefonino, cioè l'obiettivo che poi diventa elettronico di un telefonino, non rimane aperto l'otturatore per un tempo sufficientemente breve. Cioè fenomeni molto rapidi richiedono tempi estremamente brevi, di essere osservati su tempi brevi, se no non si capisce come funziona. Se voi volete fare una foto al battito d'ali di una mosca, dovete farla, a proposito di mosche che qui ne abbiamo, su frazioni di secondo molto molto piccole per poter rendervi conto come funziona, no? Se voi volete vedere il moto dei raggi della bicicletta, dovete avere una telecamera che va molto veloce, che fa tanti fotogrammi per poterlo studiare. Ecco, gli attosecondi, una fotocamera all'atto secondo, cioè fare fotografia all'atto secondo, permette di investigare la struttura più intima della materia. Quindi ci sono gli atomi che sono fatti da un nucleo e da elettroni. Bene, come si muovono questi elettroni? Cioè, che è tutt'altro che una questione accademica, cioè è anche una questione accademica di pura conoscenza, ma anche applicazioni enormi, perché poi come si muovono gli elettroni significa come si stabiliscono i legami fra gli atomi, come si stabiliscono i legami fra le molecole e quindi poi come si usano queste cose. Sembrano cose estremamente strane, ma la medicina sta facendo passi giganti, no? C'è un'intera branca che si chiama medicina molecolare, che va proprio a studiare l'interazione dei farmaci con i virus, con i batteri, proprio su scala molecolare. Ebbene, siccome la visione, no, è un aspetto fondamentale, noi per conoscere abbiamo bisogno di vedere le cose, vuoi davvero, vuoi metaforicamente, no? Ma immaginarcele in qualche maniera. Ebbene, per arrivare a queste scale, alle scale più intime della materia, occorre fare delle fotografie all'atto secondo, cioè bloccare l'immagine in un miliardesimo di secondo. Sembra una cosa da poco, però effettivamente molto complicato. Questi due signori, due signori e una signora,
hanno vinto il Nobel perché hanno trovato una maniera per fare delle fotografie che non sono mosse al miliardesimo di secondo. Allora, è una cosa che non ha ancora applicazioni pratiche, ma vi faccio un esempio curioso, che era il punto che ho fatto, come citava Antonio, questo articolo l'ho scritto per la stampa per raccontare questa cosa. Esattamente 100 anni fa, un signore che si chiamava Robert Millikan, nel 1923 vince il premio Nobel per la fisica per, per aver studiato la carica elementare. Cioè lui sostanzialmente ha determinato, studiando il moto, pensate, di goccioline d'olio, no? Guardate a occhio col microscopio, la carica elementare, la carica dell'elettrone, no? Quindi ancora l'elettrone. E uno all'epoca, mettetevi nei panni di chi all'epoca sentiva sta roba, diceva sto scienziato che guardava dentro il microscopio a vedere queste goccioline, ma che servirà mai? Ora pensate, con le cariche elettriche, con l'energia elettrica, quante cose si fanno, no? In un secolo quella che all'epoca era una scoperta accademica è diventata una cosa fondamentale. Io sono abbastanza certo che molto prima di un secolo quella che oggi è stata una scoperta sostanzialmente molto accademica, ma diventerà di applicazione pratica. Già nella medicina si parla di interazioni all'atto secondo estremamente importanti, ecco, per dire. Mi dicevi prima di iniziare l'incontro che tra l'altro è particolarmente rilevante il fatto che nel giro di pochi giorni appunto siano stati la luce sia stata protagonista di e celebrata con 2 premi Nobel, quello per la fisica e quello per la chimica, no? Sì, perché la luce, se ci pensate bene, è, come dire, è forse l'elemento fondamentale del nostro rapporto col mondo e del nostro stesso stare al mondo, no? Pensate solo che hai 2 modi di dire, no? Si dice venire alla luce per indicare la nascita e chiudere gli occhi, no, per chiudere gli occhi sul mondo per indicare la morte. Cioè la parabola umana, la nostra traiettoria su questa terra è identificata il suo inizio e la fine con la luce, no? Cioè la luce è qualcosa che proprio ci accompagna nella vita, è qualcosa di intrinsecamente legato alla nostra umanità. Vi svelo una piccola cosa: di queste 7 unità, in realtà solo 6 sono davvero fondamentali. La settima, la candela, tecnicamente si potrebbe derivare dalle altre 6, ma uno dei motivi per cui è lì, il termine stesso lo dice, è che misura l'intensità luminosa. Ora, da un punto di vista fisico, che sia luce visibile o siano raggi X o siano microonde, cambia niente, insomma, no? Sempre energia è, e quindi basterebbe l'unità di misura dell'energia. Ma in realtà la scienza ha deciso di avere un'unità che prende il nome dall'unità storica, perché una volta si usava proprio una candela di composizione data e di dimensioni date per stimare l'intensità luminosa, per dare come dire, per identificare proprio l'unità di misura della luce. E quindi, tornando alla domanda tua, Antonio, i Nobel di quest'anno, curiosamente, hanno entrambi, i 2 Nobel scientifici, quello della chimica e quello della fisica, a che fare con la luce. La chimica ha premiato la scoperta di questi nanodot, no? L'invenzione di queste piccolissime sorgenti luminose che, ecco, quelle sì trovano già applicazione, sono già negli schermi, insomma, sono quasi prodotti di largo consumo. Quindi, diciamo, la luce è stata riconosciuta, ma d'altra parte, ripeto, è un aspetto fondamentale del nostro rapporto col mondo e della tecnologia, perché poi noi viviamo circondati dall'aria, naturalmente, ma anche dalle onde elettromagnetiche. E così come senza aria non potremmo vivere, anche senza onde elettromagnetiche non potremmo vivere. Ora, non equivocate, non intendo dire che non potremmo vivere senza telefono, già che, insomma, diciamo, chi ha la mia età è nato senza telefonino, quindi abbiamo vissuto abbastanza bene per un certo numero di anni. Ma la radiazione solare, che è radiazione elettromagnetica, alla fine sono onde elettromagnetiche, è alla base della vita. Insomma, se non ci fosse la radiazione elettromagnetica noi non saremmo qui. La cosa curiosa, e poi chiudo, aspetta che guardiamo anche l'ora, è che il signore che ha scoperto, per primo ha rivelato le onde elettromagnetiche, era un fisico tedesco, si chiamava Hertz, da cui anche il nome, no, all'unità di misura della frequenza.
Lui le rileva, pochi anni prima Maxwell le aveva predette, lui le rileva e gli viene chiesto, ma professor Hertz, a cosa pensa che servirà la sua scoperta? E lui molto modestamente all'epoca disse, ma penso a niente, è semplicemente come dire, ho avuto solo diciamo, il piacere di poter dimostrare sperimentalmente la predizione del maestro Maxwell. No? È chiaro che col senno di poi, se pensiamo a cosa sono servite le onde elettromagnetiche in quest'ultimo secolo, no? Il povero Hertz probabilmente aveva totalmente in maniera comprensibile un po' peccato di mancanza di immaginazione, ma come si poteva, no? E quindi credo che per gli attosecondi succederà la stessa cosa, insomma, no? Oggi diciamo, ma chissà cosa serviranno, e nel giro di un secolo li useremo, perché ci saremmo tutti fra un secolo, appunto. Io ho promesso a Antonio che nella Book Week 2123 sarà ancora qui, cioè, Speriamo tutti speriamo di essere ancora tutti, qui. Esatto. Allora, noi come appunto ha detto Piero abbiamo un'ora a disposizione, quindi io volevo lasciare spazio anche alle vostre domande. Se ne avete è sufficiente alzare la mano e vi portiamo il microfono. C'è subito qui in prima fila, seconda fila. Scendo io. Ecco, l'agilità. Prego, grazie. Sì. Allora, una sua previsione sull'estensione del sistema metrico decimale a tutto il mondo, perché noi abbiamo ancora il mondo anglosassone che usa il sistema imperiale, perché loro non sono stati invasi da Napoleone e quindi non sono stati obbligati ad accettare questo sistema. E poi, sinceramente, non so come funzionano le cose in Estremo Oriente, in Giappone o in Cina, per dirle che sono le nuove potenze emergenti, soprattutto la Cina. Quindi la geopolitica del Sì. sistema. Grazie. No, è una domanda estremamente interessante. Allora, c'è da dire che a livello di utilizzo istituzionale il sistema metrico è riconosciuto da tutti, no? Nella scienza per dire, ma anche nel commercio si usano unità come dire, condivise. Dal punto di vista dell'uso pratico, quello che lei dice è un punto fondamentale, perché esistono pochissimi paesi, ma diciamo di importanza fondamentale, l'Inghilterra in particolare, dove sono 4 o 5 in tutto, più 2 o 3 altri staterelli Sì. molto piccoli, nel quale si usa il sistema anglosassone, il cosiddetto sistema imperiale. Ed è, io ovviamente fatico a dare una previsione, ma la mia sensazione è che mentre saremo qui nel 2123 a parlare sia io sia lei di questo, difficilmente entro quel periodo ho l'impressione vedremo una conversione, ma d'altra parte sa, l'attaccamento alle nostre abitudini è talmente forte e talmente radicato che nell'uso comune credo ci vorrà davvero tanto tempo, no? Anche perché diciamo nessuno di questi paesi sta facendo ancora una politica attiva per spostare la popolazione. Si può fare volendo, pensiamo solo alla guida, no? La Svezia guidava sulla sinistra finché un giorno hanno deciso, negli anni 60-70 mi pare, di passare la guida sulla destra. Insomma, sono grandi scelte di vita comunitaria che si possono fare, però non mi pare di vederne come dire, i segni. Invece per gli aspetti, come dicevo, tecnici, no, quello sì, c'è una concordanza fondamentale. Dopo è vero, a me è capitato spesso di lavorare con colleghi americani che spesso si usano nell'attività di laboratorio, se devi costruire qualcosa, magari misurano le cose in pollici, no? Ancora questo è un quarto di pollice e così via, però dopo è anche vero che il cambio di unità ha creato più di qualche pasticcio anche in ambiente scientifico, in realtà, come raccontiamo nel libro anche. Esatto, infatti volevo chiederti, rubo io un attimo di tempo, intanto chi ha domande alzi già la mano che così vi portiamo il microfono. Il tema dell'errore nelle unità di misura, ci racconti qualcosa? Sì, perché diciamo che questa confusione che lei ha citato è accaduta nel corso della storia e tuttora rischia di accadere. Non so se avete presente la famosa la nave Vasa, no? Quella nave svedese che adesso è conservata in un bel museo a Stoccolma, che era l'ammiraglia della flotta, no? Che fu varata e dopo 200-300 metri nel Golfo di Stoccolma si capottò e andò a fondo, no? Allora, i motivi per cui affondò erano molteplici. Una perché il re ha voluto una terza fila di cannoni e quindi ha destabilizzato la barca,
ma anche perché è abbastanza risaputo che le squadre di artigiani, di carpentieri che lavoravano sulle due parti della nave, sulle due metà della nave, provenivano e avevano unità di misura leggermente diverse, quindi la costruirono quel tanto che bastava simmetrica per far sì che appena prese il mare insieme a questa ulteriore fila di cannoni si capottò al primo soffio di vento, cioè la barca non era stabile. Altro esempio molto più recente, la sonda Mars Climate Orbiter, un progetto stratosferico americano per portare un satellite in orbita marziana e per portare una sonda su Marte. La ditta che produce il software per la sonda lo fa nel sistema anglosassone, la NASA usa il sistema metrico, la Houston e la sonda si parlano, uno manda i dati in sistema metrico, l'altro li capisce in sistema anglosassone, e siccome fra 1 metro e 1 yard sono 10 centimetri di differenza, sono stati quelli che sono stati sufficienti per far schiantare la sonda su Marte, insomma, no? Adesso spero che nessuno voli con l'aereo per non crearvi ansia. Fa anche molto strano pensare che nessuno se ne sia accorto, esatto, mentre lo si faceva, no? Sì, sì. Anche un aereo ha finito il carburante, un aereo dell'Air Canada a metà strada fra Montreal e Vancouver, perché l'avevano da poco, l'Air Canada era passata al sistema metrico e c'era stata confusione sul rifornimento tra galloni e litri. E chi ha fatto rifornimento l'ha fatto in litri, i piloti pensavano di avere i galloni sono circa 4 litri, e in poche parole, giunto a metà strada, ha fatto puff puff pant pant, e adesso lo raccontiamo ridendo perché non si è fatto male nessuno, per fortuna. Che usciti... tratta stava facendo? Prego? Che tratta stava attraversando facendo? il Canada, se non mi ricordo ok, male. almeno c'era la terra sotto. Sì, ecco. C'era la terra, e hanno trovato un vecchio campo militare, i piloti sono stati molto bravi, un campo di aviazione militare che era stato trasformato in pista di go-kart, e quindi sono queste foto, le trovate su internet, di queste go-kart, le macchine da corsa con questo gigantesco Boeing che è riuscito a atterrare, non si è fatto male a nessuno, insomma, però, Immaginiamo se fosse successo sulla tratta Sydney-Los Angeles. Sì, esatto, sarebbe stato È un po' più complicato. C'è una domanda qui in quinta fila, se riuscite a portare il microfono. Prego signora. Grazie. Intanto la ringrazio per la chiarezza. Grazie. Vediamo se riesco a farmi capire. Allora, io mi sono un pochino documentata sulla teoria quantistica e leggendo recentemente quel bellissimo testo di Heisenberg, Fisica e filosofia, mi sembra di aver capito che la teoria dei quanti in qualche maniera ridimensiona il concetto di causalità, la cui validità resta, come dire, intatta per quanto riguarda il macrocosmo o la nostra normalità, no? Mentre non è applicabile alle piccolissime, al microcosmo, diciamo, quindi a entità tipo gli elettroni. Allora la domanda è, questo come si chiama? Atto secondo, questa scoperta consentirà di riportare in un certo modo la causalità anche nella lettura dell'atomo, che invece ha lasciato il posto, se non sbaglio, al concetto di probabilità. Noi possiamo stabilire con una certa approssimazione dove si trovi l'elettrone in quel dato momento, ma mai con la precisione causale. Mi scusi. Prego. Sì, scusa. Grazie. Beh, allora, devo dire che c'è un aspetto su cui commenterei, no? Secondo me questa nuova fisica che sta emergendo, questa, diciamo, anche tendenza a indagare gli aspetti sempre più reconditi della materia, ci aiuterà non tanto a portare o a riportare la natura, ma a conoscerla meglio, no? Questo credo che sia un aspetto estremamente interessante, perché c'è alla fine anche da parte di moltissimi, insomma, da una certa parte della scienza, a volte pensiero che noi possiamo modificare la natura, no? In realtà
non è così, la natura è regolata da leggi inviolabili che non stanno a noi. Noi possiamo solo comprenderle meglio per poterle poi magari utilizzare nella maniera migliore, nella maniera più adatta, più possibile. Però non è che attraverso diciamo, la conoscenza possiamo portare o non portare la causalità, o possiamo fare in modo che, non so, la luce vada più o meno velocemente. Questo è determinato da leggi fisiche universali e quindi quello che noi possiamo fare è conoscere. Questo è l'aspetto fondamentale, umilmente conoscere, no? Perché qui faccio un altro esempio che è estremamente, secondo me, attuale, torna un po' con l'aspetto ambientale di cui si parlava prima. Ci sono due principi fondamentali della natura, della fisica, no? che sono le due leggi fondamentali, due principi della termodinamica, che è molto curioso. Insomma, a me piace anche raccontare queste cose perché credo che sia una cosa che è bene sapere, perché se io vi chiedono, pensateci, adesso ovviamente non abbiamo tempo per rispondere tutti, ma se sapete, se vi ricordate un verso di una poesia, no? A memoria o per una breve citazione, qualcosa di Dante o di Leopardi, quello che volete, secondo me la maggior parte di noi qualcosa c'hanno in mente, no? Perché si ritiene, vuoi anche per la tradizione orale, così che la letteratura, la poesia faccia un po' parte, no? O se vi dico citatemi un quadro famoso, se non altro la Gioconda vi in mente a tutti, no? Ecco, se invece viceversa chiedo, ma i principi della termodinamica, questi immediatamente, e lo dice uno che ha fatto il liceo classico, dove il 90% dei miei colleghi, dei miei compagni di scuola, avevano fatto il liceo classico perché non capiscono niente di matematica, no? E perché poi alla fine è questo, no? In realtà sono altrettanto fondamentali della Gioconda o di una terzina di Dante, perché poi sono anche estremamente facili da spiegare, perché il primo principio dice che l'energia si conserva, e questo ha delle implicazioni anche, devo dire, filosofiche fondamentali. Vuol dire, nel nostro rapporto col mondo, no? Vuol dire che noi semplicemente ereditiamo qualcosa e lo passiamo alle generazioni future, cioè noi non creiamo nulla, insomma, no? Cioè la quantità di energia ci è stata data, ognuno di voi pensi quello che vuole, il Big Bang, il creatore, ognuno è libero naturalmente, ma a partire dal punto zero quella quantità di energia c'è rimasta, è qui. Noi possiamo solo trasformarla, ed ecco il secondo principio della termodinamica, no? Che dice che l'energia si può trasformare, ma in ogni trasformazione perde un po' di qualità. Se voi ci pensate, e anche questo, no? Ogni volta voi siete, probabilmente la maggior parte di voi è venuta qua in automobile, ha messo in pratica il secondo principio, anzi il primo e il secondo principio della termodinamica, perché l'energia della vostra della benzina si è convertita in movimento, che vi ha fatto arrivare fin qua, e in calore. Se quando avete parcheggiato mettete la mano sul cofano è caldo, no? Ma d'altra parte, in questa conversione, una parte dell'energia non è andata persa nel senso che è scomparsa, ma ha perso di qualità, perché tutta quella che avete usato per scaldare il cofano e che se n'è andata via attraverso il radiatore, le macchine hanno il radiatore proprio per quello, è andata a riscaldare l'universo, no? E quell'energia lì non la recupererete più, cioè è ancora lì, ci è ancora data, ma non cioè c'è ancora lì, ma non possiamo più utilizzarla. E ripeto, questi sono i due principi, sono due leggi fondamentali, no? Che uno studente di fisica impara al primo anno. Ma se ci pensate, sono due cose estremamente quotidiane con cui tutti noi abbiamo a che fare, ma che in qualche maniera potrebbero e dovrebbero regolare in maniera forte il nostro rapporto tra di noi e con la natura che ci circonda, no? Cioè, alla fine, una cosa, e qui la dico anche no, perché purtroppo viviamo in un mondo che sempre più, no, anche le notizie di questi giorni, è piagato dalle guerre, dai conflitti, no? Una cosa che può sembrare provocatoria, ma secondo me è di una profonda realtà: gran parte dei conflitti della seconda guerra mondiale ad oggi sono stati causati dai principi della termodinamica, cioè dall'energia. Se voi fate prendete una mappa dei grandi conflitti
e prendete una mappa delle risorse energetiche o delle risorse di materie prime, è quasi coincidente, no? L'Ucraina non ha grosse risorse energetiche sue, ma ci passa tutto il gas della Russia che va in Europa, voglio dire, perché poi alla fine, certo, c'è la questione delle minoranze e così via, ma poi alla fine purtroppo i grandi interessi sono quelli, no? Come si diceva prima per il Nagorno-Karabakh o per altri posti, no? Medio Oriente, voglio dire, no? Ci sarà un motivo Evidente. per cui è uno dei posti dove c'è più guerra, no? Abbiamo il tempo per un'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere. Prego, Aspetti che c'è... il microfono. Diceva che l'energia perde di qualità, ma in realtà noi non la recuperiamo questa qualità, cioè quell'eolico, l'idroelettrico, non recuperiamo il calore che va nell'ambiente in un altro modo e riguadagniamo qualità. Magari... Abbiamo proprio poco tempo, Sì, un sì. minuto. Allora, magari, la risposta è magari, ne recuperiamo solo una piccolissima parte purtroppo, però di nuovo l'illusione di recuperarlo tutto fa a pugni proprio con il secondo principio termodinamica, che purtroppo è qualcosa che noi, per quanto furbi saremmo, per quanto bravi, per quanto svegli, penso di poter prevedere. Non so chi vincerà il Nobel per la fisica l'anno prossimo, ma sono abbastanza certo che da qui ci potremo ritrovare nel 2123 senza che nessuno... Posso già dire che in questi prossimi 100 anni nessuno vincerà il Nobel per la fisica per aver smentito il secondo principio della termodinamica. Quindi questo ci vediamo fra 100 anni. Insomma. Perfetto, con questo augurio, questa misura del tempo, facciamo un applauso a Piero